La Crame. Ogni puntata un scansel di art sul Friuli e sul mondo. Un saluto ascoltadoris e ascoltadors di Radio Onde Friulane, de bande di Pauli, voi ovin un ospite un'evore preseati in dei nostri studis, Alfio Anziutti, conosciuto anche come Timilin, al vendi forse disore, è un scrittore, studioso di storia locale, di tradizioni, un persone che ha dato tante alle sue comunità, le ha anche studiate a di lungo e ha pubblicato anche diversi robis, guidis, libruz di storia locale, di miti e tradizioni e anche libri di poesie anche per Furlan. Buondì, benvenuti Alfio a chi a Radio Onde Friulane. Buondì a tutti, io cercherei una lingua magari, un linguaggio che particolare, che è il di Fordisora. È bielon. E che rappresenta una delle particolarità della Ciarnia, anzi, che è bellissimo, insomma, i dialetti, i linguaggi che è per la Ciarnia, che è il di fuori io di chi, insomma, che non si cercherà in questa maniera che un incontaminata, diciamo, non si confinò con i sadori. Sì. E di conseguenza vanno copiati, sono stati contaminati con la è una particolarità, si le sì, subito, non altri schiaccaron. Non si schiaccaron, i fason, tutta questa roba che insomma che così poi la nostra lingua che c'è molto baiata in fuori, anzi dalla canaia, anzi dai boys, non si dicono frus lassù, ma questo termine che sarà importato forse dall'America, e sono boys singolare, cambia nome l'articolo davanti che dice al boys o i boys e naturalmente mangiava il corrispettivo femminile e l'hanno inventato in fuori che non si la stamona la boisa o las boisas frutas non ne dopron la su questo termine che no. Sono un miliardo di persone in paese ma di Bodducci tabaia in Fornese, insomma in deposi che magari che è importante, sì, che con la canaia si comincia a tabaia italiano, ma dopo anche con la scuola i capisce e cercare al Fornese, questa lingua particolare che per noi insomma è una biela, insomma, così come ha in tempi dura, forse dal Furlan e anzi di saccare la Cerniela, sono pigliati a un monte rude, diciamo così. Questa duci verbos che finiscono la o e non mantengono anza cupa se volon, no? I zon, i ston, i fason, i ciaccarò, questa roba che ecco, no? Si vuole che questa particolarità. E le colonne sonore anche di che erano le vite quotidiane, probabilmente, tu dicevi dure, viene avanti, vite di monte, vite in tali smalghis, per altri disore forse, un comprensore di malghis bellissimi sì. Che amarettaresti in tanti pui anche come valorizzazione, no? A proposito, c'è montise le situazioni proprio diciamo così ambientali da spo i dance provocate dalle bisebove che è state qualche mese in dauri sono colate tanti arbui una roba normalmente si dice comunque su talc come che sono seduto al terremoti mai veduto ma veramente questa volta mai veduto mai conosciuto ma danza della memoria storica non esiste un fatto del genere proprio ma è stato veramente sì che è venuto dal Friuli comunque passa solo tu mi stavi la statina scommessa basata vedi se cavolo di questo qui che potrò paragonarlo così a uno tsunami meteorologico cioè di aria, non di aria veramente una roba al vento a 200 all'ora e sono seduto alla fine dal mese di ottobre io anche sera ero in casa ma si era al portone dalla snow a mezzanotte 3 ore devastanti e questo qui l'ha provocato proprio dai disastri dal bosco senza morti, non è stato ferito, morto dalla gente, sì. Ma sul territorio ha devastato la vegetazione, ma dopo è stata anche larga e ha provocato proprio un'alluvione, anzi con una roba insomma a vonde grave, come hanno attaccato al comune, la protezione civile, anche i volontari, hanno liberato tutti i truoi che vanno sulle caseras, non diciamo malgas in fuori, però non diciamo mons, la mont,
da monticare. Vos in furlan se si dice portare gli animali in malga, come viene definito il verbo? Perché che conosce da chiarne che conosci io a disin chiamà la mont. Ah, ecco. A disin chiamà la mont per suli vacci su in malghe Ecco. o in casere. E per noi sei la mont, che è il sinonimo di malga, e la mont viene montiada. Una devastazione che dal punto di vista ambientale metterà Heinz a tornare a ripristinarsi, ma anche una stracciaria di legnam che non potrà essere recuperata tutto, e anzi più passano i mesi, più insomma sì, allora anche fright, insomma sono squarci se viene denante, è anche un disprezzamento dal presit, no? Sì. Dal legnam. Al presile ormai colato. Se che in Ciarnia, che è una roba differente di altre bande. Beh, von veduto come che insomma via la Val Visdende, Cagnosuda, via l'Asiago, così. Hai tutti plans, ma qui hai foreste proprio pianeggianti, su collina, sì. La Ciarnia non è così. Cioè per recuperare tutto il legname che è per la svalada, è una roba difficoltosa e pericolosa, anzi. Perché comunque è tutto in croce quella roba con la dazono, e allora è difficile. Se che serve per fare un bel lavoro, che dovrebbe essere, ma sarà difficile, serve montanars, boscados o menaus, che si dice, gente che sa più doprare motoseghe e sapin. Non gente che fa il progetto in uffici o burocrati, no, gente che va sul posto, ma quello deve essere un intervento fatto a livello europeo. Cioè la roba è massa vasta, massa grande in Ciarnia, ma dopo c'è tutto da fare dappertutto. Ciarnia, Ciadori, la Gordin, no, è una roba tremenda. E di là, fra l'altro, hanno avuto anche danze, anche mo' più grossi, Sì, per cui è un intervento sì. grandissimo di fare, e che aveva ecco, bisogno del personale, ma che non deve, mi pare. No, non so chi come regioni hanno un pregio, un vanto, che è della ricostruzione dal terremoto. Io come ne sai, dovremmo arrivare a fare la stessa roba per tirare fuori la splanta dal bosco, ma ne sai se si arriverà. Magari appunto da tornare come che l'anno dal terremoto a insegnare alla gente come che si lavora in monte dal bosco, stai? Ma è una roba difficile, ma bisogna esclamare veramente a livello europeo forza lavoro, che è la mancia qui. Anzi sì, per sostenere al presidente del legname, ma gente che sa lavorare, io ripeto, gente che sa doprare motosegas e sapins, che è lavoro. Torniamo a forse disore, Alfio, tu hai fatto anche delle pubblicazioni approfondite proprio le specificità dalle storie locali, dalle leggende, se viene denant che come con le lingue, forse per via anche dall'isolamento geografico, hanno loro caratteristiche. C'è molto li scontaresti tu queste differenze magari con altri liendi Smith di altri bandi dalle Alps o dalle Furlanie, se si hai conservato di particolare a forza? Un dei particolari si sente che tu giocare a tu così giustamente, perché il paese si chiama Forni di sopra, che hanno sbagliato i geografos, perché noi si dicono, e voi si traduceis giustamente in furlan force al plurale, e noi si dicono for. Il for, al for. In for di sopra, non si passa, sì, ma non si parla, è in for di sotto, ma in for di sotto. E allora una delle particolarità è questa qui. La tradizione di bot compagna, sa che di Catasbana dalla Ciarnia, una, diciamo, che è liata proprio la nostra vallata, la tradizione che si muove praticata, è che dal solstizio d'estate di Sant'Antonio, quindi dal 24 di giugno, fuoco di Sant'Antonio, il mac dei flori di Sant'Antonio, las arbas che sono curate perché diventa proprio presada di che nuota qui. In più, fuori è un'altra tradizione, noi si dice la bacchetta che si dice l'egnut, si dice la bacchetta, sì, bacchetta. La bacchetta, se voi siete in fuori, dite, hai qualche dunque sa se che vuol dire la bacchetta di Sant'Antonio, andiamo questa tradizione qui, perché in che nuota qui di giugno, la prima figlia di Mari va al bosco, attaglia questa bacchetta di Viburno, noi si la chiamiamo in fornese, sempre questi studi di tongo uovo, sarebbe paguogna, e per voi è la pauigne. Ah, la pavugne, sì. E noi si sono paguogna. Che si faceva i jays. Che si faceva i jays, sì, che avessimo tagliata, perché non è niente fa jays. Ecco, tra l'altro che l'egnuta lì, questa frutta, questa femmina, va a prendere canassi al sorelli, a dire quattro recitali di se che viene palzà, fanno forma religiosa così,
alla bagna della Zilugne, che non si dice Rosada o Rasada però. Dopo la porta inglese a Benidì, e da quel momento lì diventa, c'è che in italiano si dice uno strumento apotropaico per scacciare il malocchio contro i striamens. E io in fuori sai che personalmente insomma hai modo dalle femmine che sconduta dal burro, dall'armaion in fondo qui hai questa bacchetta che serve per essere doprata contro striamens per sé. Perché se uno si considera insomma che ha un problema e non sa c'è, ma stai bene, difficile, però gli altri e tu sarai striato. Allora chi sta la mare, che sfrutto, la femmina vada chi sta casacca, che sta bacchetta, che senti questo problema, portami un par di mudandas doprada, una canottiera, un par di calzini, così, roba che si è sudata. E così, allora la pratica è questa qui. Svanta un posto, una casa, tutta la casa di questo qui, che ha un problema, o di questa frutta, come che sono, insomma, anzi problemi di psicologia, diciamo, non physics. Vanno lì, e togli un bassin di lamiera, togli 4 legnosi di pes, un ting di triangolo, che lanciamo in conoscenza, triangolo sarebbe la candela che si accresce per immersione, non a pressione. Ma venga mettuto dalla cera e dopo tirare su e man mano cresce come un albero, come gli anelli di un albero. Già vanno di questo, da un fuoco che è la news, e i met, tindi questa cera qui, un tindi incenso, e dopo la gassenta aveva sparsa sui vestiti. I vestiti avevano un po' di fumo da questa roba qui, con l'incenso, con il legno. I vestiti si passa solo al fumo, e da quel momento qui, che fa la pratica, da ora è pochissima gente che diventa una sciamana, perché la pratica non va fatta così, sì, a non bevintai, no, che fa che roba lì, è inconvince. Dopo tra l'altro, allora, per questo vestito col fumo, io metto in banda, a tirare la bacchetta e attacca a batti che svestisi a disrobas, ma con violenza, anzi, e ti pri spirito, sì, e preghiere in italiano, e roba. E alla fine di questa batti, 10 minuti, questa qui arriva sudata, e dice che la stria, che ha fatto striamento, che dovrà comunque sentire che batti vestiti, dovrà sentire che sta legnata anche sul suo corpo. E così si libera lo striamento. Ecco, questa tradizione qui che è liata a Sant'Antonio, di questa banda sei liata ai flori, ma questa qui della bacchetta di San Juan è restata e praticata in forma. Un relitto di pratiche sciamaniche, sì, come che tu dicevi sì, tu, sì. Mi sa me anche è evidente, è bello sapere che avevano fatto anche mo queste pratiche. Passa blanc, non fas-me sermó. In fos, les robes són canviades corrent d'envol del món. Ormai són strados blanches que menin su intertoll, raccolen via per strades fatture sopra il trono. In fondo, sapesse stare soli, offrirci la porta al mondo. In forza, sull'orda al Friuli in Venice parla voi. Stradas blanches que nos menin su intertoi, vediadis via per strada, sfatturi su paltroi. E che non son più opsimmal, a sciapa via l'Ain, a suona via Culvin. E fa il bar, un freddo non si
E Fevelin anche dalle bielezze del territorio che vesdevante, forse il for, lì, Tagnese de Val, di una banda è andata a montagne bellissime, sì, Monfalcons, queste montagne con questi ponti, quindi un ambiente di Alps, un'evore slanciati. Tutto sta sbasato tutto qui. Perché che mi piace là in monte, no? Cioè, di altre bande invece sono tutti che sprazzi, così. Sì. Ecco, c'è molte, Vignevi è considerata anche questi magnifici territori, che all'aeratore, c'è molto al Vignevi d'operato, c'è molto al Vignevi è considerata, insomma, dalle Inte, dal foro. Allora, come l'economia è turistica, come da parte dell'agricoltura, un stallone che viene tutto al fondo valle. Così. La Vallara, tra l'altro, è nata al Tulimen. Al Tulimen è nata però il confine Cadorin, col Ciadori, perché al confine lì, sul Mauri, abbiamo lì un tempo in basso. E il Tulimen è nata qui. Un'altra particolarità di fare notare, Tulimen. No, come in questo periodo, da un anno che stavano, avevano due particolarità. Che il Tulimen è nato in Ciadori e la Plav è nato in Friuli. È vero, sì, è nato in Ciarni. Sì, è capace le risultive della Plav. Ecco, allora il Tulimen che divide la valle in due, come tu dicevi su, da una banda e la Dolomitas al parco regionale, e come è diventata anche un'area UNESCO che è Biela, insomma, che parte qui. E che più rude, che più lavorata dal tempo, dalla ploia, e se e che parte potrebbe essere considerata la parte destra del Tulimen maschile. La parte più dolce che dalla Smons, di qua, la parte vivuta proprio, la che è il paese, la che è l'agricoltura, e che potrebbe essere considerata la parte femminile, che è dalla Prealpis, insomma. Hai un territorio che li frequentati, e non sarà mai scuiar dal dutte, cioè hai robas, ma in tutta la Ciarnia così, ai posti, perché vengono frequentati sempre che, e posti si cagnosche qui, ma dopo in tantissima roba che si vuol praticare la mon proprio che resta isolata e originale, non avrà mai finito da scuiarsi altri in Ciarnia, sia in For che in altri paesi, insomma. E allora che chi viene su dal Friuli, all'in in For, come che dicono, non si dicono zon in For. A proposito di dialetto, noi si sono contaminati sia da Ciadori, Donza, con la terminazione in on, e dopo dalla destra del Tulimen, tanza. Noi storicamente i rioni dipendenti dall'abbazia di Sesto, Regena, dal Siezien, che è stata una donazione sotto Carlo Magno, e di là dal Tulimen ti vanno più tanza all'Ingas così. Noi si dicono zi, come che avendo preso sulla destra del Tulimen, no? Non si sono, sì, come chi cercava di che banda con là. Sì, sono da particolarità in lenghe furlane che proprio te accorin a or dal Tilimento, sì, no? Perfetto. Pasolini, anzi la Casarsa, e anche questa roba che non si vuole, io penso che la dominazione di questa bassia di Sesto, la so, per 1000 anni, sarà venuto su qualche frari a Tabaia, e allora è stata una sorta di picca qui commercio proprio col fatto della dominanza religiosa qui via l'abbazia di Sesto. Hai un fatto particolare, cioè, che voi citate che accenta fino a Serpon, ma per dire come che entra dentro i neologismi e come che una comunità che sapeva onde fare arriva a trasformare e a inserire il suo dialetto. Tal mondo dalla volta i muradors. Noi siamo una tradizione così che l'emigrazione tra la Svizzera francese, anzi a tedesca, ma sono francese, murador francese e in Francia. E arriva dentro in una stagione, 10-15 anni fa, una parola, un sostantivo di due a tre di lavoro, che come sul cantiere io ando preso tranquillamente. Allora, i murador si dopo il fraton, che tu metti la malta con la ciassa del fraton, no? Sì. E dopo la lampada, che tu porti a col cavo per illuminare dal cantiere. È passato come taloccia, perché in francese è la taloche. È come nessuno cercare più di fraton, ma di passami la taloccia. Ma è diventato normale. Questo due, ma veramente in una stagione, cioè arrivano donne emigranti da Nadal, l'anno dopo, paf, tutti lavorava già così sul cantiere. I misteri si portano da dei linguaggi specifici, certo, no? Dalle slenghis che attraversano anche i confini, proprio e sono franchi, no? Che coventano fra che fanno che il mistero. E l'emigrazione aveva questa particolarità, proprio da unire e da creare
che era una lingua franca, là che ti capiva dappertutto. La lampada, che si chiama in Francia baladeuse, tu vai sul cantiere e passami la baladosa. E questa roba qui entrava proprio... Ma dunque i fornezzi sono là, sono ridotti in Francia e in Svizzera? Osti, come tutto c'è su un argomento. È stato per stampare un libro che sui lavori a Barufà con una regione. Perché noi hai un anche domande che scrive lettere e nessuno risponde. Allora volevo inciadinarmi dal palazzo qui di fronte, no? E di fare un libro sull'immigrazione, ma Vonde Grande costa 10.000 euro, sull'immigrazione in for, che è partita tempi secoli fa con la tessitura. Allora la Ciarnia è dividuta in quattro quartieri, fra i quali il quartiere Socchieve, di Guard, di Sampieri e che le Tumies. I canai? I Cianai, come sì. dicen i Cianai, quartieri, se si dice, sono l'aspetto giuridico, Cianai fisicamente, sì. Noi si facciamo parte dal quartiere nazionale di Socleve, che storicamente era quello dei tessitori. E allora l'immigrazione in fuori è partita con che? Ma dal 1400, 1500, gli emigranti dal mondo della Serenissima e Asburgic, di che trovate dei Kramars, e che io accompagno sempre dal bacino danubiano. Non si investe in Davon, i Tissidous, che si va via al Tirolo, via Svinese, qualcuno addirittura via Slistria, o se no comunque via il Monte Todesco, che era stata la prima immigrazione. Crollato, che è il sistema lì, che è crollato anche all'Inusio, che era importantissima la tessitura di Tumiec, 30.000 aveva lavoranti. Per 600. Crollato che il mondo, come ma ne è mica più tanta a riciclarsi, come sarà più difficile magari, ma all'epoca, noi basta tessitori ce ne fa, boscadors e tagliapieras, lavori che tu sapevi già fa i cernieri, perché tu su casa, tu vai a lavorare al bosco, tu la Java e tu sai già fare che il lavoro o ti fa il tessido. Tagliapieras e boscadors, sempre dal mondo tedesco, e dopo un po' alla volta i tagliapieras sono diventati muradors, allora il mondo francese, Svizzera e Francia. Contemporaneamente è stata una migrazione stabile, grande verso le Americhe dalla fine del Ottocento. Argentina, Brasile, Pennsylvania soprattutto. È stato un fenomeno importante, ma anche a livello mondiale. E sono restati in queste generazioni, poi generazioni di emigranti, sono restati dai peams con tornino i discendenti. Allora, che siano le sradì sotto i soppesi, i giovani, era una settimana, io ne l'ho veduto purtroppo, che mi serviva una sera a lavorare con lui. Lei arriva dall'Argentina, da Cordoba, che zona qui. Hai sostenuto un fatto, per dire all'IAMCA con la Tiara. Che dopo gli hai contato a Curitiba, in Brasile, che lei sta subito svolta in for, sopare lì polacco, somari era di for, che si chiamava una Antoniacomi, e gli hai detto, ma tu parli la Polonia, non mi interessa a noi, l'ha detto. Non mi interessa la Polonia. E l'ha scritto un libro, la Mejent, c'è grande forte tesora. Penso che la sua Jent è che deriva da Somari, dalla parte femminile proprio. E dei Jent che vendono da tutto il mondo. Dalla Pennsylvania arriva una mia amica anche particolare, che è niesa di un Tagliapiera, che l'ha fatto al fogolare, non il fogolare, al caminetto della stanza ovale della Casa Bianca. Osti. Sì. I fornezzi a Torpa al Monte, sì. Che andano combinate. Saresti in tanti altri robi di contà, magari i tornare in disore. Spero che questi libri sull'emigrazione, tempo tardi, al venifur, può darsi l'occasione per fare anche un approfondimento a chi. E un'ultima roba per finire questi spazi con Alfio Anziuti Timilin. Sin d'ogni Pasche, c'è qualche particolarità a Pasche? Pasca era dos roba sulla volta che si faceva, che come magari di qualche bane la fasti in moto alla foto delle ostarias. In casa si faceva una sorta di fugassa, ma con la farina gialla, con la farina di polenta, con un po' di zucchero, che chiama la peta, un proverbio fornese e chisto che si dice, sul tempo, che dice se ne bagna l'olive, abbagna la peta, se non plove dall'olive, plove da Pasca. L'hai detto in furlan, ma dovrà dire in fornese, se ne maia. Maia il plovi? Maia vuol dire plovi, non si dice maia plove. Allora un'altra particolarità è che dall'ouf, un ouf quote, mi tutto un ciantone, una volta la canale pitturava antico, facciamo dalla scuola, e gli danno anche i più grandi, una moneta comoda da 2 euro, distante 4-5 metri,
e da centrale e pagava dei centesimi a tir, e così i canai si tirava su qualche franc e che i grandi mangiavano l'uovo con sal dall'osteria. Un'altra roba importante, che si chiamava anciuti, io mi chiamo anciuti, che se tu vai su internet e tu vedi, basta cliccarci, ma era il più grande costruttore di strumenti a fiato in legno, oboi e flauti, che è parificato a Stradivari per i violini e questo qui per gli oboi. Ma l'era un to antenato. Questo sì, è nascuto in Fornisoro dal 1670, ha lavorato fino al 1750 circa, e come se fosse già che si entra qui, clicchi su Google qui, Anciuti, tantissimi musei d'Europa, là ci mo qualche sua opera pregiati, miton oboi in avorio lo faceva. E questo è l'importante a livello mondiale, proprio questo qui. Visto che io mi chiami circa così, insomma. Bene, un grazie di gnofa allora a Timilin Alfio Anziutti. Riguardi due libruzzi che sono venuti fuori dal 2016, che sono fra gli ultimi di lui pubblicati. Un si intitola Forni di sopra, miti e aneddoti, tradizioni montanare, storie vere, leggende, e che l'altro un libruzzo di carattere turistico per presentare forse di esore, gente, storie, paesaggi. Tutti e due sono stati pubblicati dal Circolo Fornese di Culture. Grazie di Gnufa Timilin, è stato un piacere chiacchierare di un posto bellissimo, di un look bellissimo dal Friuli, che è il Fore, con tutto l'ambiente che sta attorno, e anche dalle sue caratteristiche, se per tanto riguarda le lingue, che le tradizioni che si sono, come abbiamo capito, ben conservate per tanti motivi, e che veduto che si sono ben conservati, sarebbe il caso di conservare anche in modo più, veduto che come che la dite Alfio le chiarnie e le mari dal Friuli e dissi chiarniei alle, come dissi, furlans al quadrato, anche in modo più, no? Grazie, mandi a Duz, mandi. La Crame. Ogni puntata un scansel di art sul Friuli e sul mondo.